Ciao a tutti carissimi e ciao anche da Davide Assolutamente, buongiorno. che oggi mi accompagna in questa avventura. Beh, oggi la nostra è una gita domenicale, siamo a Varzi, uno tra i borghi più belli in Italia, in provincia di Pavia. Dopo Al un castello. viaggio immersi nella nebbia, il sole ha deciso di far capolino proprio a pochi chilometri da qui, per fortuna, Assolutamente, anche perché le perché temperature questa mattina non sono delle più calde, ah. diciamo. Ecco, adesso siamo nel castello dei Malaspina, è costruito tra il XIII e il XVIII secolo. Adesso ormai vedete un po' le nefandezze è stato un po' ammodernato, diciamo, ecco, così in poche parole. Tanto adesso siamo in attesa di entrare nel castello e dopo quello che vedremo. Umidità deve essere intorno al 57%. E questa situazione lì, insieme al consorzio del Tsunami di Varzi, stiamo ragionando e ci piacerebbe. Qua diciamo, la cosa tipica sarebbe pane e salami, la merenda varzese, pane e salami e formaggio. Magari oggi è una giornata che non si può fare, ma il posto. Partiamo dalla parte più storica, perché questo è il Ghiacciaia una volta era chiusa una zona sismica, per cui hanno fatto mettere in quest'ultimo pezzo queste travature e qui l'architetto invece è entrato e male gli ha permesso di entrare al vivo di fronte. Questo posto si presta tanto bene per tanta, però quando poi nei 110 devi smontare è rimasto così. Allora, diciamo, c'è stato un post-Covid, un ritorno di gente che ha cominciato a comprare. E adesso stanno lavorando, hanno fatto uno studio Ambrosetti a Milano. Questo invece è il famoso ponte di Marco Rengola Marchesa. Quindi quelli sono 4 generazioni indietro e queste sono qui 5 generazioni indietro. Questa è la torre non fa parte di questa perché in un certo periodo storico ci si sforza, sono importanti in Malaspina, e adesso ci stiamo inventando anche lì, mi piaceva l'idea di fare i matrimoni sulla torre. Abbiamo bisogno di spose slim perché la scala che sale poi sono loro due sopra, un'idea perché che io quello che ho di mio è la curiosità, per cui adesso mi sto specializzando un pochino nell'ambito dei matrimoni, che poi vale per tutti gli eventi perché il matrimonio è l'evento principe, quindi sulla piazza principale del paese. Questo è il salotto. Sì, no, est, ovest, e di qua siamo a nord e di là c'è il sud. Qui abbiamo messo i caloriferi 40 anni fa perché non c'era. Reparto cucina. Ma ancora adesso potrebbe venire lei a fare le visite, perché lei avrebbe veramente tanto.
Quanti ne ha fatto? 85. No, no, ma lo farebbe. Sì, sì, Non è qua, ma c'è una delle prime edizioni di Promessi Sposi, della famosa quarantena. E allora, qui bisogna restare qua 27 giorni, ma non io, cioè per capire cosa c'è dentro, perché queste sono memorie della famiglia Detti di Marco Enzo. Il mio avo nel 1800 si è messo lì e ha scritto i fatti storici della famiglia. che bello. Per cui parli di un senatore, parli di un generale, cioè si parla di... Siccome comunque è leggibile e fattibile, se tornate in primavera spero di averlo letto. Perché no, adesso mi incuriosisce, adesso siamo passati alla seconda fase che è quella di far ripartire la parte diciamo e adesso è curioso, cioè, questa parte qua. No, io non me le ricordo, però sì, mia zia, professionalità di una volta, io non so che sia. Però questa zia sì, lei era la contessa, cioè la gente la guardava. Appunto dal parroco precedente che avevamo un parroco illuminato e adesso è stato che io andavo da lui e dicevo cosa devo fare per fare il castello? Chiesa dei Rossi davanti a voi e la chiesa dei Bianchi. E allora portami la chiesa dei Rossi. Dritto, sempre dritto. Chiesa Arrivo di Collicolino. arrivo lì poi. Grazie mille. Grazie a voi. Ecco, vedete la visita al castello è appena finita, sono le, sentite rintoccare delle campane, sono le 12. Adesso abbiamo 30 minuti un attimo per vedere qua il paese e dopo andremo finalmente a mangiare perché è dalle 9 che non mettiamo nulla tra i denti. Può essere. Posso sentirmi parlare? No, che profumo da cibo.
la mia, uno da cui reagire. No, ascoltami. Chissà che si Oh, finalmente. Intanto cari miei siamo a pranzo qua, ho spazzolato già un po' l'antipasto. È un fegato di maiale con cipolle e purè. Guarda che faccia soddisfatta, oh. Merito anche del... Col vino qua si va giù tutto e anche qualcosa di più. Questo qua è il salame di Varzi, una delle specialità del paese. Altissima qualità. Intanto ravioli al brasato, guardate che meraviglia. Cuia vuol dire fare un pisolino. Che ce ne sia pure. Allora ragazzi, nel frattempo ho saltato una portata che mi sono dimenticato, adesso io sono a metà a 2, locanda al parco. Perché arrivati a un certo punto bisogna fare il segno della croce. E dai, stoppali ancora. Per specificare da quanto cibo portano ai clienti. Proviamo questa impresa, dopo quello che ho mangiato finora sarà veramente difficile, vediamo se riuscirò a finire tutto il dessert. Ecco che fine ha fatto metà del dolce da portare via per forza. Ecco qui finalmente siamo fuori, è finita questa missione impossibile del pranzo del parroco. È stata veramente impegnativa. Troppe portate, troppe persone che mi hanno limpinguato. Delegato i piatti, diciamo. Niente, speriamo che questa Questo giretto, escursione sì, culinaria storica vi sia piaciuta, sicuramente è qualcosa di diverso dal solito. Il pasto ha meritato, locanda dal parroco consigliata. Niente, qui da Varzi, uno dei bordi più belli d'Italia e Fratelli sicuramente da Tessari. visitare. Si merita, avendo più tempo di noi, meriterebbe ancora di più. Fratelli Tessari vi augurano tante belle cose, tante belle escursioni in montagna, tante gite domenicali e ci vediamo alla prossima o escursione o gita turistica. La solita scarpetta,